Rieccoci con Penalty, l'appuntamento bisettimanale su Telerent 7 Gold con il calcio dilettantistico siciliano. Ogni mercoledì e giovedì tra le 13 e le 14. Nella puntata di ieri, i riflettori puntati sull'ultima giornata del campionato di Serie D, abbiamo parlato della vittoria meritata della Gelbison e abbiamo anche sottolineato il quadro definitivo per quanto riguarda la zona retrocessione. Abbiamo salutato purtroppo, ahimè, per noi due squadre siciliane che la prossima stagione disputeranno il campionato di eccellenza, parliamo del Biancavilla e del Troina, mentre invece si è salvato meritatamente il Giarre di Gaspare Cacciola. Disputeranno la partita play-out invece Castrovillari contro il Rende Calcio. Abbiamo anche parlato dei play-off del campionato di promozione e anche del campionato di prima categoria, mentre invece oggi nella puntata del giovedì una puntata decisamente speciale perché avremo sicuramente modo di raccontarvi una parte della stagione con alcuni servizi certamente molto interessanti. Pertanto buona visione e ci vedremo dopo per i saluti finali. Ospite il presidente della FIGC siciliana, Sandro Morgana. Buongiorno dottore Tortorici, è un piacere rivedervi. Sono passati 365 giorni dalla nostra ultima intervista. Per fortuna le cose sono andate sempre in crescendo perché 365 giorni fa parlavamo anche sempre del problema Covid che grazie al cielo quest'anno insomma è stato, non dico accantonato, ma è stato controllato alla grande dalla federazione, dai progetti della federazione. Adesso, a distanza di 365 giorni, qual è il bilancio di questa stagione che ormai volge al termine? Beh, intanto la ringrazio per la vicinanza che la sua emittente ha avuto anche nei confronti del nostro movimento, del calcio siciliano, per tutto quello che lei settimanalmente fa. Io penso che il bilancio è certamente positivo. Partiamo da un presupposto. Il presupposto è che il Covid c'è sempre, quindi non ci abbandona, ci continua a seguire da vicino e ormai fa parte della nostra vita, della dimensione futura, delle cose che dovremo affrontare, che dobbiamo affrontare con questa coscienza. Sappiamo che c'è questo nemico invisibile con il quale dobbiamo fare i conti. Al di là di tutto questo, diciamo della presenza, noi abbiamo, quando ci siamo visti l'ultima volta, eravamo pieni di incertezze, nel senso che programmavamo una stagione i cui esiti naturalmente erano incerti. Devo dire che siamo partiti all'insegna della sicurezza, della tutela della salute delle persone. E abbiamo fatto delle scelte importanti, delle scelte a volte anche, come dire, anche difficili, di grande responsabilità, che hanno trovato anche fiere opposizioni, diciamo così. La scelta più importante l'abbiamo fatta e l'abbiamo presa il 10 agosto, quando il Consiglio del Comitato Regionale Sicilia ha deciso che tutte le attività del Comitato regionale si sarebbero svolte in presenza di Green Pass di base. Quindi tutti i nostri calciatori, se volevano partecipare all'attività calcistica, dovevano essere forniti di Green Pass. Ho spiegato al sistema le ragioni di questa scelta, di questa decisione difficile ma importante. Ma le società hanno accettato questa decisione importante? Hanno accettato, nella maggior parte dei casi hanno accettato quasi tutte, nel senso che hanno compreso che dovevamo tenere in equilibrio delle esigenze che potevano apparire l'una contrapposta all'altra, che però erano tutte, facevano parte tutte dello stesso obiettivo, quello di giocare a calcio. Una era quella di tutelare i nostri associati, i nostri tesserati, tutelarne le condizioni di sicurezza, le condizioni di salute. L'altra era quella di consentire alle nostre attività di partire e di ripartire. E siccome, come lei ben sa, nel primo punto del mio programma
programma presentato l'8 gennaio del 2021 c'era appunto scritto ripartenza, ripartenza senza se e senza ma. Noi abbiamo una mission precisa, la nostra mission è fare giocare a calcio e fare in modo che le attività calcistiche si svolgano senza interferenze di alcuno, quindi dobbiamo operare garantendo la regolarità dei nostri campionati. Questo abbiamo cercato di fare, questo abbiamo fatto fin dal 10 agosto e devo dire che lo abbiamo fatto bene. Lo ha fatto il comitato regionale, la segreteria del comitato, i nostri uffici, le nostre delegazioni provinciali. C'è stato un sistema che ha funzionato. Io il mese di maggio del 2021 ho visitato tutte le delegazioni provinciali, dopodiché abbiamo iniziato nelle stesse delegazioni provinciali una serie di riunioni con tutte le società, incontrandole, parlando, cercando di comprendere le ragioni che ciascuno potesse avere, le difficoltà e cercando di andare incontro a queste difficoltà. Ma sulle regole siamo stati decisi, determinati. Quelle regole andavano poste in essere per portare a termine i nostri campionati e quindi abbiamo ripreso tutte le attività di Lega, le attività giovanili, le attività provinciali giovanili, quelle di calcio a 5. Abbiamo avuto un primo campionato di calcio femminile con 10 squadre, bellissimo, che ha avuto stagione. grandi risultati. Abbiamo messo in campo il progetto Ragazze con i Tacchetti che ci sta dando grandi risultati perché mette in sinergia le attività di un istituto scolastico e di una scuola calcio, cercando di avvicinare le ragazze al gioco del calcio. Il futuro è in rosa. Insomma, questa amalgama anche di progetti ha portato sì che i risultati arrivassero a distanza di 365 giorni, soddisfacendo poi anche e soprattutto tutte quelle esigenze delle società Certo. che hanno investito nel ritorno in campo. Secondo me questo non c'è dubbio, perché poi alla fine il campo è il campo. E quindi poi sì, ci sono gli episodi favorevoli, gli episodi sfavorevoli, l'arbitraggio Certo. che può avere fatto degli errori, in altri casi no. Il tutto alla fine va in equilibrio, È vero. il tutto alla fine si equilibra e quindi io credo che alla fine, nonostante a gennaio siamo stati molto attenti nel prendere una decisione difficile, cioè quella di bloccare i campionati per circa un mese, alcuni 3 settimane, altri 4 settimane. Ma proprio... ci può anche stare questa Certo, cosa. c'erano 2 motivi fondamentali. Il primo era che il 10 di gennaio è entrata la norma dello Stato che obbligava il Green Pass rafforzato per tutte le attività, quindi non era più il comitato regionale che prendeva questi, ma era il governo. Vi siete attenuti. E quindi noi abbiamo anticipato questa cosa e avendola anticipato non abbiamo avuto grandi difficoltà che magari qualcun altro potrà avere avuto. La seconda, e quindi questa era la prima condizione, la seconda condizione era che già avevamo qualche recupero che si era, per casi di positività, che si era, diciamo così, si era andato assommando, quindi abbiamo fermato, non abbiamo fermato l'attività, l'abbiamo scivolata, abbiamo fatto i recuperi, ci siamo messi in linea e a fine gennaio siamo ripartiti. Abbiamo avuto un altro problema nel girone B del campionato di promozione e nel girone A di eccellenza, Anche un in quel ulteriore caso stoppando per fare prima i recuperi e quando siamo ripartiti con la penultima e l'ultima giornata di campionato tutto era allineato, quindi il campionato finisce regolarmente. Ringraziamo a Dio, le attività, Bene. la regular season è finita, È credo totalmente, e quindi ci stiamo avviando ai playoff, ai playout, alle finali di Coppa, veramente in un clima di grande soddisfazione. E di grande serenità soprattutto e sicurezza. Sono un poco più tranquillo. Presidente, ritornando a parlare dei successi, soprattutto nel campionato di eccellenza di Canicattì e anche di Ragusa, i suoi pensieri rivolti a queste 2 belle realtà che abbracceranno il campionato di Serie D la prossima stagione. E io intanto vorrei dire in generale che abbiamo avuto 2 campionati di eccellenza, girone A e girone B, veramente molto interessanti, con molte società che si sono rafforzate, si sono confrontate. Il girone A è stato per molti mesi incerto, con tante società che molto forti, ma io parlo certamente del Canicattì, dell'Acragas, del Misilmeri, all'inizio anche della Nissa e della Mazzaressa. C'era Lenna che ha fatto un ottimo campionato, quindi voglio dire era difficile, così come il campionato, il girone B del campionato eccellenza, c'era Ragusa,
Ragusa, ma c'era la Ionica, c'era Igea. la Nuova Igea, società veramente che hanno fatto investimenti importanti, che si sono rafforzate, hanno dato luogo ad un gran bel campionato. Parlavo con il coordinatore della Serie D l'altro giorno, scherzando gli dicevo: guarda, vi porto due belle realtà, due realtà di due centri importanti, di due centri che hanno avuto una storia alle spalle importante. Canicattì, che poi alla fine è uscito fuori alla grande, il Canicattì ci tenta da qualche anno, È vero. e quindi coglie veramente un risultato importante, una società molto seria, con persone molto serie, persone Di grandi prospettive. Di grandi prospettive, che si relazionano anche in termini di grande educazione, di rispetto per le istituzioni, e questo a me piace molto. Così come è stato per il Ragusa, una bella società di una città capoluogo di provincia, quindi andiamo in Serie D, speriamo, io dico sempre speriamo, che gli spareggi nazionali possano portare altre siciliane in Serie D, questo è importante. Beh, per diciamo noi. che le siciliane se la giocheranno, Non perché c'è dubbio. hanno blasone anche loro. Sì, hanno blasone, quindi se la giocheranno tutte. Io spero che naturalmente sarà sempre il campo a fare la differenza, ma ovviamente una volta superate le fasi dei playoff io tiferò decisamente per le siciliane, perché le siciliane possono avere una presenza importante in Serie D. Quindi devo dire sono soddisfatto per l'andamento di due gironi, ma sono soddisfatto anche per l'andamento della promozione, della prima categoria, della seconda categoria. Tutti hanno partecipato con grande determinazione. C'è semplicemente una cosa che dico sempre a tutti, che riguarda il rapporto nei campi con gli arbitri. Ecco, dobbiamo abbassare i toni sempre di più, perché ovviamente usciamo tutti da questa grande esperienza negativa della pandemia, e quindi soprattutto i giovani escono male da questa situazione, hanno bisogno di ritrovare se stessi, hanno bisogno di ritrovare una tranquillità, una serenità. Quindi questo vale per i giovani calciatori, vale anche per i giovani arbitri, vale per tutti noi. È giusto. Vale per tutti noi, per tutti quelli che abbiamo avuto il Covid, per tutti quelli che lo abbiamo. Io ho avuto la variante inglese quando non c'erano le vaccinazioni, quindi è stato un momento veramente di grande difficoltà, e tuttavia l'abbiamo superato. Quindi dobbiamo abbassare i toni, dobbiamo soprattutto migliorarci. Abbiamo avviato, dal prossimo mese a Catania facciamo l'ultimo corso di formazione, con i corsi di formazione ne abbiamo fatto uno a Palermo Trapani, uno a Caltanissetta Agrigento Enna, ora abbiamo terminato quello di Messina e Barcellona, faremo Catania, Ragusa e Siracusa, e credo che alla fine oltre 200 dirigenti avranno partecipato ai corsi di formazione, e continueremo per ogni stagione sportiva. È nuova linfa, è un bagaglio, e sono dei corsi fatti in collaborazione con la Scuola Palermitana di Diritto Sportivo, sono fatti in maniera, sono organizzati bene con docenti universitari. Abbiamo messo in piedi insieme le realtà del comitato, quindi i nostri impiegati che fanno delle lezioni, diciamo, di pratica, così come abbiamo messo docenti universitari, i nostri organi di giustizia sportiva, qualità e quantità, e quindi faremo, e lo dico qua a penalty, l'ho già detto ma mi piace ribadirlo, un altro anno faremo anche delle giornate formative dirette agli arbitri e ai capitani delle società, in maniera che nella giornata, oltre alla formazione, si crea anche un rapporto, un feeling, e ciascuno comprende le difficoltà dell'altro, certo. E probabilmente da questo possa nascere un diverso rapporto in campo. Insomma, l'arbitro non sarà più solo in campo. Ecco, e quello è l'obiettivo. È vero. Ritornando a parlare, diciamo, delle società che soprattutto hanno lavorato nei settori giovanili, le difficoltà, lo sappiamo benissimo, ci sono da sempre. Il ritorno in campo dopo 2 anni per tutti questi ragazzini è stata sicuramente una linfa nuova di entusiasmo, che è servita anche proprio a tutto il movimento. Sì, certo, nel settore giovanile abbiamo avuto delle belle conferme. Perché abbiamo confermato, diciamo così, gli organici dell'Under 15 e dell'Under 17 che erano pre-pandemia, quindi abbiamo fatto degli organici grossi, molto considerevoli, consistenti.
E quindi abbiamo anche avviato in questo contesto la riforma dei campionati del settore giovanile. Nel 2024, una stagione sportiva 2023-2024 mi pare, andremo a regime con i nuovi campionati. Nascerà il campionato Elite, Under 15 e 17, il campionato regionale e il campionato provinciale. Saranno collegati da un sistema di promozione e retrocessioni. Diminuiremo il numero delle partecipanti ai campionati regionali e quindi cercheremo di fare qualità, cioè di migliorare la qualità del sistema e fare in modo che ai campionati elite partecipino le migliori, e da questo confronto importante tra le migliori del girone occidentale e del girone orientale, che saranno 2 gironi, nascerà un nuovo sistema calcistico giovanile in grado di migliorare la qualità dei nostri giovani. E questa sicuramente è una grande svolta. Collegandoci anche sempre all'innovazione che già lo scorso anno lei aveva puntualizzato, quello sul calcio femminile, adesso questo arrivo del professionismo nel mondo femminile aiuterà anche a un miglioramento? Beh, io me lo auguro. Guardi, io questa vicenda l'ho seguita attentamente, come lei ben sa, perché arrivo conosciamo il suo passato. Al calcio regionale dopo aver fatto per 5 anni il vicepresidente nazionale con la delega al calcio femminile. E c'era un limite, un grande limite che aveva il sistema sportivo, e cioè che le donne non potevano accedere al professionismo, e questa è una cosa assolutamente sbagliata. Quindi è stata innanzitutto rimossa la legge che impediva alle donne di fare le professioniste, quindi le donne possono accedere al professionismo sportivo in tutti gli sport, avendo presente che, come lei sa, sono pochissime le discipline che hanno dilettantismo e professionismo, ed in questo contesto io credo, ed è naturalmente la chiave di volta di tutto il discorso, che nella misura in cui il calcio professionistico maschile investe nel femminile ci sarà un processo di sviluppo e di crescita. Lo ha fatto la Juventus, lo stanno facendo altre società. Io sono convinto che anche in questo caso la parola chiave è sostenibilità. Il calcio professionistico non si fa con le parole, assolutamente, si fa con i fatti. È vero. Adesso c'è la svolta è che la federazione ha approvato il sistema professionistico per la Serie A di calcio femminile, adesso ci vuole la sostenibilità, ci vogliono le risorse che il calcio professionistico, secondo me anche maschile nella maggior parte dei casi, e poi femminile per chi manterrà un determinato assetto, diciamo così, di società pura, possano sostenere lo sviluppo del movimento. È chiaro che il calcio femminile in Sicilia ha un anno zero sotto questo punto di vista, a parte la parentesi Palermo. Un anno zero servirà poi per alimentare una crescita. Allora, noi abbiamo questo obiettivo, l'obiettivo è arrivare alla fine del quadriennio determinando, ecco, il progetto Ragazze con i Tacchetti serve ad avvicinare le ragazze al movimento, perché tante società mi dicono che vorrebbero fare il femminile ma non ci sono le calciatrici, quindi dobbiamo mettere insieme queste diverse esigenze. Serve una fase di reclutamento. Serve una fase di reclutamento, serve una fase di promozione del calcio femminile. Serve fare capire alle persone, alle donne in genere, alle famiglie, che il calcio femminile è bello, è uno sport che si può fare, che non è vero che sono brutte, sono bellissime ragazze che fanno il calcio femminile, non è vero che diventano le gambe torte, e sono tutte storie del passato. Il futuro è di uno sviluppo del calcio femminile serio, che è alla base di un contesto che noi stiamo governando in Sicilia, volta per volta, stagione per stagione. Quest'anno abbiamo fatto 10 squadre. Io spero che l'attività che fa il nostro ufficio del coordinatore del settore giovanile del calcio femminile, insieme all'ufficio del settore giovanile scolastico, possa determinare le condizioni migliori, perché anno dopo anno facciamo campionati significativamente più importanti. E le scuole calcio, sotto questo punto di vista, potrebbero ampliare anche l'ingresso di tante ragazzine che hanno questa voglia di vivere l'atmosfera del calcio. Il progetto Ragazze coi Tacchetti coinvolge un istituto scolastico e una scuola calcio. In abbinamento. In abbinamento, serve proprio a questo. E questa sicuramente è una grande chiave di volta
per un progetto di crescita appunto del calcio femminile. Parlando del campionato invece nazionale dilettanti, quest'anno certamente la squadra Cese per esempio ha dato delle bellissime soddisfazioni, molte realtà però soffrono possibilmente il grande movimento che c'è soprattutto in Campania, no? Dove spesso e volentieri le squadre siciliane hanno delle difficoltà. E beh, questo diciamo che è uno dei problemi determinati dall'insularità, se vuole, perché nella... Cioè la storica Serie B tutta siciliana probabilmente in questo momento è utopia? Ma è utopia per diverse ragioni. Intanto perché non abbiamo i numeri. Certo. E i numeri si ottengono secondo le con regole. Le promozioni. Poi si ricordi che il campionato di Serie D è un campionato interregionale, quindi non può essere, perché se è solo di una regione dà luogo ad una... Quindi deve essere interregionale necessariamente. Però nella interregionalità si possono creare delle condizioni affinché le siciliane possano avere una presenza sempre più importante. Ribadisco, quest'anno c'è stato la Cireale che ha fatto un gran bel campionato, ma io devo dire mi ha sorpreso molto anche il Città di Sant'Agata, sì, che ha fatto un bel campionato. Investendo anche nei giovani. Investendo nei giovani, si sono fatti rispettare, hanno ristrutturato un bel campo. Noi ci siamo stati, l'abbiamo utilizzato per fare l'evento secondo me più importante della nostra ripresa, e cioè la finale del campionato di eccellenza fra il Ragusa e il Mazara, che è stato veramente il primo ritorno al calcio giocato da parte del comitato regionale con una propria attività, una propria finale che ha visto partecipazione, interesse, entusiasmo e che veramente ci ha lasciato molto soddisfatti. Dove sarà adesso orientato il percorso della federazione per i prossimi 4 anni? Perché bisogna parlare con la lunga scadenza. È non c'è dubbio, il nostro obiettivo è guardare ai risultati che otterremo alla fine del quadriennio. Intanto avviamo la riforma dei campionati di settore giovanile, che è la cosa più importante, da tanto attesa. Poi dobbiamo rivedere qualcosa nei campionati di Lega Dilettanti, dobbiamo comprendere se il sistema è in grado di reggere questa impostazione o se dobbiamo cambiare qualcosa. Questo non possiamo dirlo in termini, ma lo dobbiamo verificare nel corso degli anni, ma è alla nostra attenzione il fatto stesso che io ho ridotto gli organici quest'anno, ha dato la possibilità di non fare molti ripescaggi, di abbatterli in alcuni casi quasi completamente. E se lei fa attenzione a quello che è accaduto, ad esclusione delle 2 squadre che si sono ritrovate nel girone B di eccellenza, il resto è andato tutto per il verso giusto. Ha funzionato tutto, e se ha funzionato tutto vuol dire che ciò che avevamo previsto si è rivelato giusto. Rimane comunque l'amarezza soprattutto per una realtà come quella della Sicula Leonzio, che poi si è dissolta. Molta amarezza. Peccato, molta perché tra l'altro, come io ho detto a qualcuno, non era attesa, non era preventivata, mi aspettavo che altre società probabilmente non ce la facessero, invece non ce l'ha fatta la Leonzio, e questo è stato per tutti noi veramente un momento di grande dispiacere. Però io credo che quest'anno il campionato abbiamo mantenuto, le abbiamo considerate retrocesse, quindi abbiamo mantenuto l'organico del campionato di eccellenza così com'era, quindi un organico che ha funzionato. Credo che ci sarà qualche retrocessione dalla Serie D, vedremo cosa arriva dalla retrocessione. Mi sembra che dalla promozione arrivino squadre belle realtà attrezzate, quindi io prevedo per il prossimo anno un campionato di eccellenza di tutto rispetto. Andiamo verso un programma che deve vedere il comitato impegnato nella promozione delle attività giovanili, nella promozione delle attività dilettantistiche, nella promozione delle attività di contorno, i corsi di formazione, il sostegno alle società, l'attenzione e la vicinanza alle società, un'attività
anche di servizio alle società, attraverso la realizzazione del centro di medicina sportiva. Io spero che la federazione comprenda l'importanza di questa cosa e ci faccia andare. Attraverso l'apertura del comitato alle realtà, io le ho detto che mi piacerebbe... Lei ha aperto le porte. Io ho aperto le porte, Lo mi sappiamo, piacerebbe. già dall'anno scorso l'abbiamo aperto detto. a Lussi, lo apriremo adesso per il calcio a 5. Mi piacerebbe che la sua manifestazione un anno si potesse fare presso la sede del Comitato Regionale Sicilia. Apriamo le porte perché vogliamo aprirci al territorio. Ho detto alle conclusioni del corso di Palermo, io non sto dentro il palazzo, io esco fuori dal palazzo, perché uscire fuori dal palazzo mi dà la possibilità di comprendere le esigenze del territorio. Quindi dobbiamo capire una cosa fondamentale, che il territorio non è il luogo dove si vengono a realizzare le istanze dirigiste, siano esse romane che palermitane. Il territorio deve ritornare ad essere luogo di ascolto, il luogo dove noi andiamo a comprendere i problemi delle persone, i problemi delle piccole società, i problemi delle piccole realtà. Facciamo nostri questi problemi e poniamo in essere le condizioni per poterli risolvere. Questo è il nostro impegno. Parliamo di piccole realtà, volevo che lei insomma esponesse un po' il suo pensiero sulle tantissime realtà, soprattutto di prima categoria, che puntualmente ogni domenica con tanti sacrifici vanno in campo. Anche loro hanno realizzato una stagione pazzesca, 7 gironi in prima categoria, non sono pochi per una sola regione, e credo che questa sia intanto una bella soddisfazione per la federazione, ma un plauso va veramente a tantissima gente che lavora dietro il mondo della prima categoria. Ma non c'è dubbio, perché il merito è sempre di coloro che fanno questa attività, e la dimensione della passione. Il calcio esiste perché dietro il calcio c'è la dimensione della passione delle persone. Cioè il calcio, io mi sono domandato, ma perché Sky investe 1 miliardo di euro l'anno nel calcio? Perché il calcio determina passione, 40 milioni di italiani sono appassionati, ed è la stessa cosa in Sicilia, al campionato di prima categoria, dietro persone meravigliose che ognuno con le proprie dimensioni, c'è chi lo fa in maniera più irruenta, chi lo fa in maniera più tranquilla, però dietro c'è comunque passione. Ma non è soltanto la prima, è soltanto la seconda che siamo riusciti a ridimensionare, a riformulare. Adesso speriamo che quest'anno il campionato di seconda aumenti, perché abbiamo avuto un bel risultato nel campionato di terza categoria, abbiamo fatto 160 squadre, quindi adesso io ne promuoverò 2 per ogni girone, di modo che rinforzo la seconda categoria senza indebolire molto la terza. Quindi questo gioco di equilibrio fa parte del nostro lavoro giornaliero, nel fare una programmazione corretta dei vari campionati, che ci consente di mantenere un equilibrio. Insomma, dà benzina ad una crescita anche poi per le categorie successive. Esatto, ci proviamo. E questa sicuramente è una bella soddisfazione anche per lei e per tutto il suo team. Il gruppo io ringrazio sempre i miei principali collaboratori, la segretaria, il vice segretario, tutti i dipendenti delle delegazioni provinciali, ma ho un consiglio di persone meravigliose che mi seguono in maniera corretta, sincera, appassionata, amicale. Questo rapporto di amicalità aiuta molto, ma anche i delegati provinciali sono legati da questo. E quindi, se il mio compito principale è quello di fare di tutte queste persone una squadra, e se questa squadra funziona, si esprime con un solo linguaggio, si vince il campionato. È vero. Per chiudere questa nostra bella chiacchierata, che ormai spero possa diventare un appuntamento fisso al termine della stagione, proprio in prospettiva di questa parte finale, quindi con l'arrivo dei play-off e dei play-out, qual è il messaggio che vuole rivolgere il presidente Morgana a tutto il gruppo gioco del calcio? Ecco, e il messaggio va rivolto a tutti coloro che quest'anno hanno dato vita a questa bellissima stagione. Dico bellissima perché è la stagione della ripresa. È un messaggio intanto di ringraziamento. Li ringrazio per quello che hanno fatto, per come l'hanno fatto, al di là dei momenti più o meno piacevoli, più o meno li ringrazio perché in ogni caso ci sono stati e sono arrivati, ci sono state cose che mi sono dispiaciute,
ovviamente che mi sono dispiaciute anche sul piano personale, è chiaro, però una cosa io non permetto che venga mai messa in dubbio, cioè il rapporto che mi lega alle persone, che mi lega alle mie società. È un rapporto che tutti debbono sapere che è sempre il rapporto di una persona terza. Ed è diretto, tra l'altro. Ed è diretto, ma di una persona terza, di uno che garantisce gli interessi di tutti, di uno che garantisce gli interessi di questo movimento. Quindi dico a loro, proprio nel momento in cui si apprestano ai play-off, ai play-out, che sono più dolorosi, se sì, vuole. Purtroppo. Adesso noi oggi faremo i sorteggi per le coppe, giovedì faremo i sorteggi per l'attività giovanile, quindi faremo tutte queste finali nel mese di maggio. Dico di continuare con la stessa dimensione di passione, di abbassare i toni quando c'è qualcosa che si ritiene ha danneggiato qualcuno e di avere fiducia nel sistema, perché il sistema è presente, è un sistema fatto di persone appassionate, è un sistema che difende le società, perché senza società, che se ne dica, non c'è il calcio. È vero. Presidente, la ringrazio per la sua disponibilità e ci vedremo presto per i Penalty Awards. Senz'altro sarò presente, grazie. Dopo il triplice fischio esplosa la piazza Vittorio Emanuele di Vallo della Lucania, che già dalle prime ore del pomeriggio aspettava con trepidante attesa la vittoria al fischio finale. Una città intera e, come detto più volte, un intero comprensorio tinto di rosso-blu ha cantato a squarciagola sulle note di Bambola, il brano neomelodico che ha accompagnato i rossoblu dopo ogni vittoria in campionato. Una festa e le sue testimonianze che resteranno per sempre nella storia di tutto il Cilento. Grazie Maurizio Puglisi che ha creduto in questo sogno e noi altri ci siamo stati, però vi dico, la Gelbison ha 76 anni e ci siamo sempre stati nel calcio. Grazie a tutti, grazie alla squadra, grazie al tecnico, alla staff tecnico, grazie ai tifosi, grazie al Cilento. Siamo nati. L'abbiamo fatta, la svolta è stata con la San Cataldese, cioè si vedeva la grinta dei giocatori. Una gioia indescrivibile. Una gioia indescrivibile, dico. Indescrivibile, immensa, ma una cosa immensa. Spettacolo incantevole, bellissimo, bellissima, una conquista incredibile. Passiamo nella storia per la prima volta. Dopo oltre 50 anni che tifiamo Gelbison, la gioia più grande oggi. Voi che siete stati assessore provinciale allo sport, siamo nel calcio professionistico, che è una cosa... Non c'è la soddisfazione che ha dato la squadra, la società, il tifo risvegliato, hanno ricreato entusiasmo che porta bene a valle a tutto il nostro comprensorio. Ok. La soddisfazione forza Gelbison! Forza Gelbison, per noi è la nostra Serie A, forza Gelbison sempre! Forza Gelbison, ringraziamo il dottore Maurizio Puglisi! Forza Gelbison! Ringraziamo il nostro presidente, grazie presidente, grazie! Forza Gelbison! Finalmente ci siamo, un sogno di anni! Forza Gelbison! Sicuramente non l'avrei immaginato, è una gioia immensa per la città e colgo l'occasione per ringraziare tutta la società, in primis il presidente Maurizio Puglisi con la vicepresidente Vincenza De Luca e naturalmente i complimenti va a tutto lo staff, all'allenatore, ai calciatori che hanno dato l'anima e questo veramente è un momento bellissimo per la città di Vallo. Complimenti a tutti
e domenica siamo tutti allo stadio per festeggiare insieme a loro. Questa è la storia veramente di questo paese, siamo tutti orgogliosi, ma non solo di questo paese, dell'intero Cilento. Speriamo adesso di rimbocchiamoci e festeggiamo con l'arrivo di questi nostri ragazzi che sono veramente degli eroi. Siamo nella storia, ragazzi, siamo nella storia. Mi posso permettere, ci ha aiutato anche la città d'origine sua domenica scorsa. Sì, ragazzi, un ringraziamento lo devo fare al Sant'Agata, dove io ho militato con loro. Però questo paese mi ha ospitato e quindi sono orgogliosissimo di questo Vallo delle Lucane, di questa Gelbison. Forza Gelbison e un grazie anche al Sant'Agata. Sono il papà di Alessio Faele, complimenti ragazzi, siete spettacolari, siete fortissimi, sì, forza Gelbison, sì, sì! Okay, bravo. Amici cari, oggi è un giorno speciale per Vallo, per il Cilento, per la Gelbison. Oggi abbiamo raggiunto un successo straordinario, siamo tutti felici, questa è la cosa più importante. Un grazie di cuore al grandissimo, l'incommensurabile nostro Presidente che ci ha costruito una squadra meravigliosa, anche oggi ha dimostrato di essere la prima della classe, un successo netto in una partita, credetemi, difficile. Vallo è in tripudio e il giusto riconoscimento di Vallo al grande Maurizio Puglisi. Questa è una festa dedicata a Maurizio Puglisi. Lo dico veramente senza spocchia e senza piaggeria, perché è un uomo che ci ha creduto fin dal primo momento. Dobbiamo dare merito alla società, a Niccolò Pascuccio, al mister, a Spicuzza, al preparatore atletico, a tutti, i ragazzi straordinari, ragazzi che hanno sposato la causa della Gelbison e sostanzialmente sono stati dei cuori rosso-blu. Sono felice, sono raggiante e sono felice soprattutto. Finalmente a Vallo si respira un'aria diversa, un'aria di rinascita, un'aria che dimostra che a Vallo tutto è possibile. L'importante è stare tutti insieme e realizzare queste cose meravigliose. Grande Gelbison, forza Gelbison, e come al solito dico, Ale Gelbison! È una gioia grandissima, la dedichiamo davvero a tutti. Io chiaramente la mia dedica particolare la faccio a mia moglie, ai miei bimbi e ai miei genitori e a tutti i miei familiari davvero. Sì, è veramente una stagione straordinaria, straordinaria. Secondo me non ce ne rendiamo conto ancora di quello che abbiamo fatto. Veramente un grazie a tutti, un grazie immenso a tutti, il grazie più immenso di tutto al Presidente. Oggi era fondamentale vincere, abbiamo chiuso un campionato strepitoso e siamo contenti perché abbiamo visto la gente a Vallo esplodere. Ancora lì, Sono ancora lì e noi li aspetteremo. È solo iniziato. Assolutamente, quando rientreremo festeggeremo insieme a loro. È qualcosa di storico, qualcosa di indimenticabile, che voi o non voi fa parte della Gelbison adesso in questo momento, è rosso-blu. E quindi, come dicevamo ai mondiali e agli europei, il cielo si è tinto di rosso-blu, quindi ci siamo. Oh, sì, un percorso bellissimo, bellissimo, pensando da dove siamo partiti. Io non l'avrei nemmeno sognato nel sogno più bello, vincere un campionato con questa maglia, no, una cosa, un'emozione che io ancora non riesco a realizzare, sono veramente troppo emozionato, sono contento. In Serie C!
ai decine d'amore bambola, sul tuo banco di scuola scriva verità, che il cuore l'iniziale non mi illumina, che a te ti fa impazzire ma lo sai, che innamorata te grazie! Gelbison è nuovo. La Gelbison ha fatto il suo ingresso ufficiale in Lega Pro. Si è tenuto ieri mattina presso la sede a Firenze il primo incontro con le 9 società che hanno staccato il pass per la Serie C. Nel saluto del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli anche i complimenti ai dirigenti rossoblù presenti con il direttore generale Matteo Canale e la vicepresidente Vincenza De Luca per la storica cavalcata. Per noi un momento storico, un sogno realizzato. Vi ho seguito in questa cavalcata che ha il segno della favola e che mette insieme e unisce tanti comuni, una realtà, un territorio. Per noi è esattamente quello che deve essere la Serie C, cioè non è lo scimmiottare la Serie A, che sarebbe sbagliato totalmente, ma collegare fortemente una crescita dei giovani e un collegamento forte con il territorio. Un sogno realizzato per tanti tifosi, per il nostro popolo rossoblù, ecco, per la società, in primis me lo consenta, per il nostro presidente Maurizio Pugliese, che ha lavorato non poco per costruire questo sogno, ma soprattutto per realizzarlo. Che è sempre la cosa più difficile, perché riuscire a trasformare un sogno in realtà vuol dire metterci dedizione, risorse finanziarie, organizzazione della società. Poi non è facile vincere il campionato di Serie D. Il campionato di Serie D è un campionato difficilissimo dove si incontrano tante realtà che hanno una storia, ma anche realtà dove c'è un agonismo molto spinto, quindi averlo vinto e essere riusciti a raggiungere la Serie C vuol dire che c'è stato un lavoro di programmazione. Le sue parole per iniziare, perché non si continua a lavorare, non ci fermiamo, c'è una Serie C da affrontare. Le sue parole, Presidente. Ma che la Serie C è una bestiaccia, è bella, però bisogna rapidamente entrare nello spirito della Serie C. La Serie C è un campionato che presenta una tale diversità dal punto di vista agonistico e anche ambientale, perché ci troviamo con piccoli centri, piccoli comuni, però con una grande storia e grandi città e grandi storie calcistiche, quindi bisogna adattarsi rapidamente, però credo che ci siano tutte le potenzialità per farlo. Nel primo incontro con il presidente Ghirelli anche la piacevole condivisione del ricordo del beato Carlo Acutis. La Lega Pro infatti ha intrapreso con tenace volontà il cammino affinché il beato diventi suo patrono ed ha avviato un pellegrinaggio attraverso le città del campionato per far conoscere i valori trasmessi da Carlo ai giovani. La Gelbison è la squadra del Cilento, terra dove Carlo ha trascorso tutte le sue vacanze estive, essendo la mamma Antonia Salzano originaria di Centola Palinuro. I giovani di oggi hanno bisogno di punti di riferimento forti, ma hanno bisogno oggi dei punti di riferimento. Da qui siamo partiti e abbiamo incrociato una figura incredibile, con un legame fortissimo con i ragazzi e le ragazze, argonauta, amante del calcio, amante della vita e con una profonda fede. E in questo percorso abbiamo incontrato Carlo Acutis. Averlo incontrato ci ha portato a incontrare tantissimi giovani e se la Serie C vuole essere la lega dei giovani, Carlo Acutis sicuramente per noi è un segnale di valore incredibile. Già santo beato, santo del web, perché lui amava insomma proprio tutto quello che poteva essere la comunicazione attraverso i social. Lei ecco, lo ha ricordato e ha ricordato ecco, l'importante messaggio che Carlo Acutis ha voluto lanciare ecco, nel corso della sua breve ma intensa vita ai giovani. Ma il calcio e la rete internet hanno dei punti di congiunzione incredibili. Prima cosa perché fanno divertire, fanno dialogare, fanno incontrare. Mettere insieme una palla, un pallone, mettere insieme una rete significa
avere una capacità di contatto con milioni e milioni di ragazze e ragazze. Io questa settimana scorsa per altri motivi sono stato ad Assisi 2 volte, sono andato da padre Carlos Pereira, che è il rettore della spogliazione dove è conservato il corpo di Carla Cutis. È impressionante i ragazzi e le ragazze che ho visto. Che vanno e hanno un dialogo con Carla Cutis incredibile. Ecco, questo è il motivo per cui abbiamo chiesto. Qui abbiamo nella nostra sede il quadro di Afrune, che è, diciamo, conosciuto come il pittore dei papi. Le sue opere si trovano da Firenze al Vaticano e ci ha regalato un quadro fantastico, bellissimo, di Carla Cutis. Quando avremo terminato questo percorso, insieme alla mamma, insieme a Carlos Pereira, faremo una cerimonia anche qui nella nostra sede. Presidente, l'aspettiamo nel Cilento? Arrivo. Il sinistro di Aliperta sul primo palo, palla allontanata, poi arriva per la conclusione Maffei, adesso c'è Anatrella che esce, poi ritorna in porta, occhio perché c'è Cipolla, Alagna, ottima azione individuale di Alagna che cerca Calafiore, palla sul destro, Calafiore la mette in mezzo, nessun problema per Anatrella, parte il corner, sta arrivando per la conclusione il giocatore del Sant'Agata che dovrebbe trattarsi di Squillace, adesso è Allegretti che tocca verso Aliperta, conclusione di sinistro di Aliperta, rimessa lunga di Altobello, colpo di testa di Lomasto, poi la rovesciata, Favo che poi allontana nella zona di Alagna, posizione regolare per Alagna, è l'ultima azione del primo tempo, Alagna indugia prima di effettuare il tiro, la parata di Anatrella e su questa azione finisce la partita. Favo cerca il cambio di gioco in direzione di Catalano che attende e riceve sulla sinistra. Catalano il tiro, può approfittarne la Cavese, Foggia, contrattacco, Foggia, Allegretti, tutto regolare, tiro, la parata di Betters. La possibilità adesso per Favo, Calafiore tira da lontano con il destro, la parata di Anatrella. Attenzione Allegretti, da solo tiro, rete, ale, bum 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 bum. La Cavesi ha sbloccato il risultato con Allegretti, il colpo di testa da parte di Brugnano, la palla è per Allegretti che prova a fare da solo, Palma, attenzione solo, e gol 2-0 della Cavese con Giuseppe Palma, ale, bum 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 bum, sì, ed è intercettata palla da parte di Allegretti, finisce la partita, Cavese batte Sant'Agata 2-0. Testa, cuore e orgoglio per l'ultimo atto di questa stagione, quello relativo ai playoff che vedono la Ciriale di Mister De Sanzio disputare oggi la semifinale in casa in virtù del terzo posto acquisito nel corso della regular season. È il punto più alto degli ultimi 16 anni, migliorato ulteriormente il quinto posto dello scorso torneo, ma soprattutto migliorata la qualità di una stagione che ha visto e granata per larghi tratti tra i più grandi protagonisti dell'annata. E arriva il fischio, è iniziata la semifinale playoff tra Aciriale e Lamezia Terme. Poi appoggio per Brumat, adesso Lodi in cabina di regia. Lungo per l'inserimento di Savonarola, in area di rigore, Savonarola prova! Le mani di Gentile, Russo stoppa, poi Benson la mette fuori, no, c'è Lemura che converge col sinistro, il tiro di Lemura. Correnti, servito da De Pace, può puntare l'aria, il tacco poi per Savonarola che entra in aria, può puntare di Magnavita, Savonarola prova il cross sul secondo palo, Russo di testa, occhio però qui a Magnavita al centro, il gol del Lamezia, segnato Abercon sotto misura, porta vuota.
Fischia il direttore di gara, la rincorsa di Bollino che va col mancino lì dove si aspettava D'Alterio. Aber con il pallone lungo e il passaggio del numero 29 della Lamezia, è l'ultimo frame di questo primo tempo che termina col parziale di 1-0 Lamezia. Arriva il fischio, è iniziato anche il secondo tempo. Amenta, serve Bezzon, allora Amenta col mancino. Occhio al pallone che resta lì, Bollino impegna e come D'Alterio che smanaccia in angolo. A Bollino può puntare Correnti in area di rigore, Bollino lo scarico per Bezzon col mancino e c'è il raddoppio del Lamezia, sinistro folgorante di Bezzon, un bacio al palo, pallone all'angolino e 0-2. Garetto, occhio, calcio di rigore, la giocata di Garetto, la frenata poi dell'ex FC Messina. Minuto 5, il fischio del direttore di gara, la rincorsa di Lodi che incrocia, spiazza Gentile, riapre il match e fa 1-2. Sesto centro stagionale per Ciccio Lodi, ancora una volta su calcio di rigore, ancora una volta freddissimo, la riapre il numero 10. Il fischio del direttore di gara, la rincorsa di Lodi che sfiora il palo. Va Lodi, tagliato! La deviazione forse di Savanerola o forse direttamente Ciccio Lodi che la mette all'angolino e fa 2-2. Proprio Lodi alla bandierina, il cross, Garetto! Il gol della Cirano, Marco Garetto! La ribaltata! Ancora Lodi col mancino fatato, lo stacco di testa di Marco Garetto a centro area che ha spaccato la porta e fa 3-2. Se ne va Correnti, c'è Ricciardo di fianco a sé, servito Ricciardo, la parata Correnti! Riccardo Correnti fa esplodere il comunale di Aci Sant'Antonio! Quarto centro stagionale, Riccardo Correnti, 4-2. Ed è l'ultimo frame di questa sfida, la Cireale vola in finale playoff vincendo 4-2 contro il Lamezia. Punto più alto negli ultimi 16 anni, gli applausi dei giocatori alla propria curva, gli applausi della curva ai propri giocatori. E allora dallo stadio comunale di Aci Sant'Antonio è tutto. Un saluto. È stata certamente una puntata diversa dal solito, tanti servizi speciali in esclusiva per penalty. La puntata odierna si conclude qui, vi diamo appuntamento alla prossima settimana come al solito il mercoledì ed il giovedì tra le 13 e le 14. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.
è l'evento più importante del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto lunedì 20 giugno alle 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso, 9ª edizione dei Penalty Awards. Il calcio dilettantistico ritorna in passerella.